A Monselice, dove vive il 54enne ricoverato in ospedale a Padova per complicazioni legate al virus West Nile, è scattata una disinfestazione straordinaria che ha interessato 12 km di fossati utilizzando prodotti antilarvali contro le zanzare. In Veneto sono stati altri 4 i casi di West Nile registrati nell'uomo da inizio estate, una forma neuroinvasiva, 2 febbrili e un asintomatico. La circolazione del virus tra le zanzare è moderata, spiegano gli esperti del laboratorio di entomologia sanitaria dell'Istituto Zooprofilattico di Legnaro, diretto dal dottor Fabrizio Montarsi. Non è un anno particolarmente eccezionale per quanto riguarda la circolazione. L'unica cosa eccezionale, è la circolazione nella regione Lazio. Ecco, l'unica vera novità è stata questa. Per quello che riguarda il nord-est è un anno assolutamente nella norma, anzi non è uno degli anni peggiori. Ci sono stati anni peggiori come il 2022 dove i casi erano rispetto a quest'anno forse 10 volte di più. Circa 80.000 le zanzare catturate e analizzate finora dall'Istituto Zooprofilattico grazie a 86 trappole presenti tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. La positività al virus è stata trovata in 15 campionamenti e rappresenta l'1%. Le province sono quelle di Padova nella zona della Bassa, a Rovigo nel Veneziano e nel Trevigiano. Restano fuori al momento Vicenza e Belluno, zona di montagna non interessata dalla presenza della zanzara comune. Abbiamo una rete di trappole per la cattura delle zanzare. Sono delle trappole che hanno come attrattivo l'anidride carbonica e distribuite su tutto il territorio del Veneto, Friuli, Venezia Giulia, per quanto ci riguarda la nostra zona, e in tutta l'area pianeggiante, perché è lì dove ci sono i vettori di questa malattia, cioè le zanzare comuni. Vengono monitorate ogni 2 settimane, quindi le zanzare vengono catturate, identificate e all'interno di queste zanzare è ricercato il virus, sia West Nile ma anche altri virus della stessa famiglia. Al momento non ci sono focolai in Veneto di West Nile. Il picco, come ogni estate, è previsto a metà agosto. Le aree rurali sono ovviamente le più monitorate perché è lì che si trova la zanzara comune, vettore del virus, ma l'Istituto Zooprofilattico sorveglia ogni tipo di zanzara e papatacio che trasmette il virus Toscana, 5 i casi registrati da inizio estate in Veneto.